Ascoltatori Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte continueremo a parlare di sport, lo abbiamo fatto già ieri. Oggi avremo la società triestina Canottieri Adria, con il quale parleremo di due loro progetti. Nella prima parte invece è tornato a trovarci il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico e di diritto costituzionale alla Università di Udine. Grazie per essere tornato a trovarci. Le chiedo una cosa che serve più che altro per incominciare alla figlia di un amico mio che frequenta il quarto anno del liceo e deve scegliere l'università. Secondo lei come si dovrebbe procedere? Che cosa bisogna ascoltare quando si deve scegliere una facoltà universitaria? Ma le cose che piacciono, al massimo correggendo un po', ma non troppo. Le cose che piacciono, bisogna fare le cose che piacciono, certo. E impegnarsi, proprio perché se si sceglie una cosa che piace, ci si impegna a 365 giorni l'anno, cioè non è che, sì, ecco, io l'atteggiamento che critico degli studenti universitari è il considerare l'università come un parcheggio rispetto a altre cose. No, è il momento in cui... No, il momento... no, ma ormai purtroppo quelli che vedo... sì. Cioè è il momento nel quale si possono realizzare i sogni, uno può fare quello che vuole per 3 anni, 5 anni, quello che è, uno può studiare la materia che gli piace, certo. Che è una cosa straordinaria, che cambia la vita, e non farlo è grave per la vita, non perché non si studia, non si impara, ma è grave per la vita, uno ha perso la vita, perché quella roba lì non c'è più dopo, dopo non ce la si più, sì. E lo dimostra anche... il dottor Bosazzi con il cinema, come dire, le cose studiate quella volta lì, non so quanto tempo ha adesso per studiare così come nel momento della tesi, per esempio. No, sì, difatti. E poi è l'unico momento in cui tu, sotto tesi, è l'unico momento in cui tu sei padrone assoluto della materia, insomma, perché sai tu come muoverti all'interno di quello che ti è stato assegnato o che hai chiesto, insomma. Allora, gli argomenti sono parecchi, di politica estera non c'è veramente che l'imbarazzo della scelta. Io volevo chiederle una cosa, che non è però tanto per... No, vabbè, ma perché... È un argomento unico per certi versi, quello che abbiamo... Questo magari è anche vero. Io le volevo chiedere una cosa, non so se è corretta la ricostruzione del professor Odifreddi, che è un matematico. No, ma io lo seguo. Ecco, per quanto concerne la questione palestinese, israeliano-palestinese, eccetera, secondo Odifreddi uno dei grandi scogli contro i quali si va a sbattere quando si parla di questi avvenimenti, è quella che lui definisce la dottrina Abba Eban. Abba Eban era un ministro degli esteri israeliano sotto Golda Meir, se non ricordo male, il quale è stato lui, secondo la ricostruzione di Odifreddi, a spingere perché tutto ciò che andava contro Israele fosse tacciato di antisemitismo. E sapevo benissimo che il discorso, molti dei discorsi che si fanno in questo periodo va a sbattere contro tutto ciò. Le risulta? È una ricostruzione plausibile? Allora, ci sono tante teorie, anche l'abbiamo un po' analizzato nel Master in Intelligence, del quale sono vice direttore, alla luce soprattutto delle traiettorie del dottor Marco Valentini, che è stato uno dei 2 coautori della legge del 2007 sull'intelligence. E per esempio il dottor Valentini ci ha richiamato, la dottrina dovrebbe essere Sharon, che era quella secondo cui Israele doveva combattere ma con un braccio legato dietro, perché le democrazie combattono così, con un braccio legato dietro. Qui c'è invece un'altra idea, cioè l'idea di utilizzare quello che il popolo di Israele, gli ebrei hanno subito, ovviamente come una forma di autodifesa.
Certo, oggi purtroppo non regge, perché oggi stanno emergendo tante cose critiche che, allora, la prospettiva è sempre quella, cioè quella di vedere un conto è comunque uno Stato che deve difendersi, e oggi noi l'abbiamo studiato anche questo nel Master Intelligence, per esempio, urban warfare, come si fa la guerra nelle città? Prima cosa, tira giù tutti i palazzi, questo tecnicamente per non dare il vantaggio all'avversario, così. Poi dopo in più Hamas c'ha anche tutto il sottosuolo, e quindi quello che è successo come reazione al 7 ottobre da parte di Israele, per certi versi, se lo si dava in mano a un militare, tappandogli, cioè dicendo che poi sì, che non è che si applicava a Gaza, che poi ovviamente, perché a Gaza cosa succede? Si scatena la reazione per i prossimi 300 anni, perché ci sarà la reazione di un terrorismo internazionale per 300 anni. Adesso io dico 300 anni sì, no, per dire un numero, però sperando di no, però è questo. E quindi c'erano degli aspetti tecnici che, che vanno in questa direzione, però certo ci sono anche delle narrative un pochino pesanti, come il fatto che per il 7, come dire, alla fin fine alcuni criticano pesantemente, non è complottismo, il fatto che forse si è lasciato fare il 7 ottobre, perché un'intelligence così, con una grande performance come ha quella di Israele, non essersi accorti, soprattutto quando lo segnalavano le famose donne militari in quella caserma così vicina a dove è stato uno dei luoghi dove sono fuoriusciti molti di questi di Hamas scatenati, drogati, che hanno trucidato, che si sono ripresi trucidando. Quindi. Però ecco, vedete, sono delle categorie quelle che, quando si parla di Israele e Palestina, di Israele a Gaza, di queste cose, che sono estreme da un lato e dall'altro. È veramente quello che sta succedendo adesso. Siamo alla fame, siamo all'affamare i profughi, che ormai sono profughi. Ma secondo lei, professore, quando... E quindi ecco, è difficile rientrare nella categoria dell'antisemitismo, tutto quello che si dice quando si critica Israele, perché però dall'altro lato, come ho detto, Israele è uno Stato e difendersi ha degli aspetti tecnici. Nessuno che è completamente dalla parte dei palestinesi ha mai detto come si poteva risolvere il tema della sicurezza di Israele. Ma secondo lei quando tutto questo sarà finito, o quando insomma, se si arriverà ad una tregua o qualcosa, cioè, Israele recupererà presso l'opinione pubblica internazionale? Ma è difficile, però sì, se avrà deportato la popolazione palestinese, cioè praticamente anche, a parte l'opinione pubblica internazionale che alla fine con la propaganda un pochino ma io vedo le cose anche in prospettiva storica, cioè in prospettiva storica è un etnocidio. Ne abbiamo parlato con Franco Cardini, che non è genocidio, sì. Etnocidio vuol dire comunque uccidere le categorie culturali di un popolo, eliminarlo come espressione, come identità collettiva. Quindi ci saranno poi, temo, cellule di palestinesi in giro che faranno chissà che cosa. Quindi, però ecco, è un etnocidio, non è un genocidio, attenzione, perché non è giusto paragonare quello che hanno subito gli ebrei dai nazisti, dal nazionalsocialismo, e in parte minore dall'Italia fascista, con quello che sta succedendo. Però certo, adesso stiamo imboccando la categoria del farli morire di fame, e poi quando si mettono anche delle soluzioni come poi quelle alla Trump, no? Che ogni tanto anche, come dire, anche Israele pare dire ma però non è male rifondare Gaza così come dice Trump. Sono delle categorie veramente inaccettabili. Io chiedo scusa di queste parole, no. Spero che si capisca che comunque non sono né dall'una né dall'altra parte, cerco di essere equidistante, ma è difficile. Allora, parliamo dell'altro fronte di guerra. Ma lei riesce a capire se si arriverà a dei colloqui costruttivi, eccetera?
Allora, io ero molto ottimista appena nominato Trump, appena eletto, non nominato, appena entrato in carica addirittura, anche se ha iniziato a lavorare ancora molto prima, dopo che ha vinto. Ero molto ottimista, si capisce benissimo, tutto sommato, che è lui che ha abbastanza le carte, come gliel'ha detto anche in faccia a Zelensky, però si è anche capito, come altra categoria, che non è la fata turchina, cioè non ha la bacchetta magica. E quindi in questa fase è evidente, e gliel'ha detto anche Putin, che praticamente Putin non vuole fare la pace se non alle sue condizioni, che sono condizioni che sono molto simili a quelle che gli pone Trump, le condizioni sono molto simili, però è evidente che ancora, anche se è quello che vuole Putin e con l'appoggio di Trump, non riesce a ottenere la pace, così come per certi versi Trump non è riuscito a ottenere la pace con i risultati che vorrebbe Netanyahu, perché anche lì le soluzioni sono abbastanza, come dire, simili ed estreme, però non si riesce a ottenere. Questa è forse la dimostrazione che ancora le identità collettive non sono totalmente schiave delle superpotenze, e forse è un messaggio che devono capire le superpotenze, che adesso l'attuale geopolitica vorrebbe essere solo quella del cappellaio matto che dà le carte, delle tre superpotenze che comandano il mondo, che le hanno sempre comandate, però probabilmente con l'aver respirato un po' di libertà da parte dell'Ucraina ha fatto nascere delle categorie al popolo ucraino che, come dire, non sono negoziabili adesso. Senta, invece, professore, il nuovo Papa che ruolo può... Qui lo stiamo ancora... Lo stiamo ancora usando, lo stiamo ancora studiando. Sì. Certo, Leone XIV ci dirà... Beh, per esempio, eccezionale il ruolo per l'intelligenza artificiale, l'ha spiegato. Quindi sarà un grande innovatore, un grande appassionato di matematica, di tecnologie, quindi, però anche sul versante della pace, per certi versi, pare aver avuto una marcia in più al momento, almeno iniziale, rispetto a Papa Francesco. Papa Francesco aveva delle categorie di un uomo venuto dal terzo mondo, per certi versi. Leone XIV viene dagli Stati Uniti, anche se ha parlato fin dal primo insediamento in castigliano come vescovo del Perù, e quindi con le categorie anche queste di un popolo, come dire, anche qui del terzo mondo per certi versi. Però ecco, mi pare che invece che aver dato un incarico a Zuppi, invece che di mi pare che si sia messo in prima persona in maniera molto pragmatica, con il feeling o la simpatia o non lo so cosa, le categorie forse di Trump americane, cioè, quindi ho una speranza, ecco, che il pragmatismo di Leone XIV aiuti. Tra l'altro si è avviata la diplomazia del dialogo telefonico, diciamo, e Putin ha parlato con Leone XIV, attenzione, non potrà concedere che la pace passi sotto le insegne della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Ortodossa e la Russia sono due cose troppo unite per dare merito ai cattolici di fare... Mi perdoni se glielo chiedo, perché è una curiosità che mi è venuta in mente. Ma per esempio, quando questi parlano al telefono, cos'è? C'è un interprete? Ma allora, con Leone XIV non so, certo penso che prevalga anche la possibilità di un inglese. Poi c'è, non lo so, tecnicamente non l'ho studiato, non lo so. Certo penso anche ci sia la possibilità, come faceva Andreotti, che conosceva l'inglese, di utilizzare l'interprete per pensare la risposta. Quello è anche c'era Andreotti, faceva così, Andreotti capiva perfettamente l'inglese, ma utilizzava l'interprete intanto per pensare la risposta, perché è un vantaggio.
in quel caso. Pare invece che la Meloni sia bravissima invece su questo. Sì, su questo sì. Tra l'altro c'è quella, non so se lei la ricorda, c'è quella scena, una delle tante belle scene del bellissimo film di Kubrick, Il dottor Stranamore, quando il presidente degli Stati Uniti parla con l'omologo, parla con il primo ministro, insomma con il segretario generale del Partito Comunista Sovietico, lo chiama, ma Dmitri, e lì c'è appunto anche l'interprete, eccetera. Questa è una mia curiosità. Cinematografica, irrompe. Già che lei ha parlato della Meloni, l'altro ieri c'è stato questo incontro, veramente, insomma, a me è sembrato un bilaterale. Mi aspettavo questa domanda. Un bilaterale normale, insomma, però sembra che sia stato, come dire, il padre di tutti i bilaterali con la Francia per cercare di rimettere un pochettino. Allora, intanto vorrei chiedere, perché scherzosamente ogni tanto facciamo un po' di glamour, vorrei chiedere al dottor Bosazzi se sa dov'è finita la statua delle cere di Macron che è stata rapita. Ah, non sapevo questo. Sì, una statua a un museo delle cere è stata rapita in Francia come forma di protesta. La statua è stata rapita, la statua di Macron, che però dicevano non tanto somigliante, tra l'altro. Devo dire la verità, allora, certe statue ai musei delle cere sono somigliantissime, altre devi aver bisogno veramente di leggere il bigliettino che c'è sotto per capire chi è, quindi forse la brutta l'avrà fatto rapire dei servizi, l'ha fatto rapire dei servizi, un'operazione. Non sapevo sta storia. Sì, ma io volevo sapere come è andata a finire, perché non ho avuto tempo per... Secondo me è lui che, non so la storia, ma posso dire che secondo me è lui che ha detto tiratela fuori. Che non mi piace. Che non mi piace, potrebbe Allora no, sembra un movimento di protesta, di quelli che fanno queste forme di protesta che in fondo sono pacifiche, ma è un reato, perché ha un valore. Ha un valore, pare comunque la statua valesse 40.000 euro, quindi comunque è un valore averla rubata. Certo, se fanno un sequestro e poi la restituiscono, non si può dire che è stato un sequestro di persona, quindi vabbè. Che strano. Però ecco, no, certo, devo dire, secondo me è stata una cosa intelligente. Hanno recuperato, perché sennò finiva, come dicono in Sicilia, schifio, no? Cioè, veramente si facevano i dispetti, che è inaccettabile, e tutto sommato l'Italia deve avere un dialogo con la Francia, anche se, diciamo, certo, cioè la Libia, quello che è successo in Libia è stato scandaloso, l'operazione Eliseo di Sarkozy, che è stata una cosa, e tuttora ci portiamo l'eredità di queste cose qui, e quindi c'è una che vuol dire che era la Total che attaccava Eni per portargli via, cioè allora, come dire, i soldi, come Machiavelli diceva, ci dimentica molto più facilmente la morte, l'uccisione del padre, piuttosto che uno che ti mette la mano al portafoglio e ti porta via i soldi. Quindi ecco, quelle cose che sono successe in Libia per colpire il ruolo che aveva l'Eni in Libia e per portarlo a vantaggio della Total, sono cose che, come dire, in altri tempi, nell'Ottocento, avrebbero portato a una dichiarazione di guerra. Ecco, per fortuna siamo in tempi diversi, e quindi, però ecco, è giusto che si siano parlati, è giusto che si sia ricostruito il dialogo, e quindi straordinario, ecco, il fatto che da una situazione grave si sia recuperato parzialmente, secondo me parzialmente, ecco, quindi parzialmente. Ma i rapporti fra Francia e Italia da quel punto di vista sono sempre stati... Ma, diciamo, le cose che io ricordo come inaccettabili sono anche, per esempio, quando a un certo punto sul versante della contrapposizione per l'immigrazione la gendarmeria ha inseguito, che si può fare tecnicamente, che si può fare, però deve essere un'operazione che è partita nel territorio francese ed è arrivata in Italia. Invece praticamente a un certo punto cosa facevano? La gendarmeria bloccava sul confine gli immigrati che passavano e li riportava in Italia senza che ci fosse stato, come dire, una continuità di un'operazione
di un'operazione di ordine pubblico, cioè se i ladri scappano, entrano nel territorio francese e loro li possono prendere, oppure no, dei ladri rubano la statua di Macron e scappano e arrivano di quale confine, loro hanno iniziato l'inseguimento in Francia, possono continuare l'inseguimento nel nostro territorio anche, perché ci sono degli accordi. Sì. Ecco, queste sono le cose che serve avere dei buoni rapporti per reciprocamente avere queste possibilità di continuare delle operazioni, di non fare come Fernandella e Totò facevano quando... Questa l'ha detta lei, il riferimento cinematografico è suo. Volevo chiedere invece una cosa, così anche qua, che un po' ha a che fare con la storia, ma forse ha a che fare anche con determinate ricostruzioni e probabilmente anche con una certa psicologia. Io delle volte mi fermo a chiedere che cosa deve fare il nostro Paese in più di quello che ha fatto per anni per cercare di emendare le colpe che il Paese ha avuto per la Seconda Guerra Mondiale, no? Perché oggettivamente questo trattamento... Ecco, lì con la Francia ci siamo comportati male perché abbiamo fatto la dichiarazione di guerra e le abbiamo anche prese, l'abbiamo fatta all'ultimo momento, quando era in ginocchio la Francia, e le abbiamo prese sul confine. Questo è anche vero. No, però perché oggettivamente un po' questo atteggiamento che molti hanno nei nostri confronti di superiorità, eccetera, incomincia a darmi un po' di fastidio, anzi mi ha sempre dato un po' di fastidio. Finché non ho letto un libro tra l'altro scritto da un giornalista del quale dimentico il titolo, che ricostruisce la fuga dei Savoia da Roma dopo la firma dell'armistizio. A parte le ricostruzioni che sembrano una commedia all'italiana, tipo neanche Monicelli o Risi potevano supporre una cosa di questo genere, ma quello che il libro approfondiva, e il libro prende due strade, no? La strada quasi appunto della posciada di questi che... Quello che racconta il libro con una certa dovizia di particolari è il fatto che avevano lasciato Roma praticamente senza nessuna autorità. Quando gli americani sono arrivati a Roma non hanno trovato niente ad aspettare. Mi chiedo se quello non è un peccato originale che ancora adesso per certi versi stiamo scontando. Beh, lì c'è il federale, per esempio, quando arriva... O anche tutti a casa. I tedeschi hanno dichiarato guerra agli americani, è una battuta incredibile. Però no, ma capisco, io temo che quello sia un peccato originale che scontiamo ancora adesso. I tedeschi sono alleati con gli americani. Allora, qui ci sono delle categorie che sono: primo, il fatto che le leggi razziali, una vergogna per il fascismo, perché come si sa, chi un po' ha studiato la storia di Trieste, per esempio, c'erano molti fascisti che erano ebrei a Trieste, ma perché? Perché è tipico di chi un po' non è completamente integrato o ha paura di non essere integrato, voler essere più realista del re. Capita adesso con gli immigrati, ci sono degli immigrati, io conosco la questione in Spagna, per esempio, dove sono di Vox. Ci sono dei sudamericani che sono di Vox, che dicono una vergogna, ma come? Postano delle storielle contro i reati che fanno i cosiddetti immigrati appena arrivati, eccetera, eccetera. Quindi, allora, lì è una vergogna. Poi c'è anche la questione che forse conosce bene anche il dottor Bosazzi, della Risiera, dove comunque pare che i numeri, ovviamente fare questi numeri è triste, però i numeri comunque erano, rispetto ai milioni, mi pare che il massimo parlino di 5.000, ovviamente non facciamo anche uno, per dire... Anche uno, non facciamo col pallottoliere, ma ovviamente. Poi però ci sono state anche cose
anche italiani che hanno fatto cose belle in quel periodo. Per esempio io adesso posso dirlo perché tra l'altro è una persona anche che è conosciuta qui a Trieste, il professor De Vergottini per esempio, come no, che la famiglia del professor De Vergottini per esempio, Giuseppe De Vergottini andava a ripetizione da un professore a Bologna. Non aveva bisogno di andare a ripetizione questo professore, ma era un professore ebreo che avevano cacciato dall'università e lui andava a ripetizione per la famiglia, per aiutarlo. Ecco, ci sono state cose belle anche su questo versante, però ecco, sicuramente la vergogna è quella, come altre vergogne che abbiamo avuto anche in Africa. Ci sono dei libri storici che dimostrano cose che gli italiani non sono sempre stati brava gente, ecco. Come si dice. Non sono stati brava gente. Però ecco, certo, lì la monarchia, l'unica cosa, allora, Biscaretti di Ruffia, anche qui un giurista, un capo dello Stato che non è elettivo, ma che viene educato fin da bambino per fare il re. L'unica cosa che non deve fare è andare via. Si ricorda la regina madre inglese, che è amatissima dagli inglesi perché sotto i Blitz diceva, com'è che diceva? Le figlie restano con la mamma resta con il papà, quindi il re resta con la sua gente, e quando Churchill voleva che andassero in Canada per star più sicuri, insomma, quindi i privilegi che può avere una famiglia reale e l'educazione comunque che ha un re. Ti fai anche ammazzare. Dove è l'unica cosa, come dire, l'unico svantaggio che hanno per certi versi, sì, ecco. Però approfitto di lei ancora per un'altra. Oggi abbiamo, voi dovete sapere che il professor Cevolin manda delle, come dire, proposte, delle proposte. Delle volte, questa volta poi, ma è bello anche così, perché insomma fra gente che si conosce e che si stima si può anche chiacchierare su questo. No, ne parlavo oggi e mi rendo conto che apriremmo un capitolo notevolissimo, eccetera. Però per quanto riguarda la storia più recente della nostra città c'è un episodio come dire, del quale si parla, ma che è un grande rimosso, eccetera, e che è l'attentato del 1972 contro l'oleodotto. Ci fu, chi ha la mia età ricorda ancora questa enorme colonna di fumo che si sprigionò, penso fosse un attentato da parte di Settembre Nero, e non perché avvenne in settembre, ma perché quello era un periodo anche della strategia della tensione per certi aspetti, perché poi c'è stata subito prima o subito dopo la strage di Peteano. C'è anche la nostra zona che non finisce mai. La nostra zona è una zona chiave, in quegli anni molte cose succedevano dalle nostre parti. Però ecco, dobbiamo proprio notare questo, che noi questo nord-est, il nostro nord-est, è riuscito a uscire da queste cose in maniera perché adesso non è per dire, ma le relazioni che ci sono nei tre confini, che sono delle relazioni, io ricordo per esempio anche Haider. Da Haider andavano tutti, anche quelli di Rifondazione Comunista, sì. Che erano, non so, in qualche situazione consiglieri regionali o consiglieri regionali sì, ma a volte anche assessori, comunque andavano, magari anche con l'Oden, come dire, cioè ci sono delle relazioni che abbiamo superato delle cose, anche Trieste, adesso voi forse non ne parlate tanto perché, però io sono un mulo furlan e quindi ecco, vedo un pochino, cioè, sì, ho capito, da quella distanza che consente, sì. Però come si sono superate tutte le questioni del confine orientale, certo, con la minoranza italiana di là, con i dialoghi che ci sono con gli esuli e tutto, cioè veramente con l'IRCI, cioè veramente noi dovremmo essere io infatti nelle cose del Master in Intelligence e nelle cose di geopolitica delle relazioni internazionali con l'IMES, io propongo sempre questo come modello. Noi siamo un modello perché abbiamo superato
delle cose atroci come le foibe, come l'occupazione di Gorizia, di Trieste, quelle cose che sono successe, ma ci rendiamo conto, sono successe ieri e le abbiamo superate, ma le abbiamo superate come identità collettive, dialogando, parlandoci, riconoscendoci uno con l'altro. E mi pare forse che questo sia per certi aspetti partito più dalla gente che non dalla politica. Io penso che ci sia la società civile, ma la società civile è attrezzata con le associazioni culturali. Questo è la cultura, questa è la dimostrazione. Per non dire di una figura, mi perdoni per non dire di una figura come quella di Fulvio Tomizza, che ha tracciato una via di rispetto e doloroso anche. Ma anche Sardo Salbertini, tutte sono delle figure, ma sono tanti. Magari la prossima volta ne parliamo di questo, perché dobbiamo riconoscerci la medaglia di questo, ma non per metterci la medaglia, ma per rappresentare il modello. Per rappresentare un modello. Abbiamo tempo ancora per ricordare gli appuntamenti? Sì, siamo in pieno corso di geopolitica, dopo che abbiamo fatto con Lucio Caracciolo a Udine e con Cardini addirittura 2 cose a Estoria. Siamo a Pordenone, domani con il generale di Corpo d'Armata Michele Angelo Ristuccia, che ha comandato il KFOR, e lì ci sarebbe da fare anche qui una puntata sui Balcani, perché qui abbiamo la sede anche dell'INCE, e faremo a settembre-ottobre un convegno proprio dedicato ai Balcani. C'è la presidenza della Serbia dell'INCE, e quindi queste cose di cui abbiamo parlato possono tornare fuori. Però col generale Ristuccia si parla di sorpresa strategica e sicurezza, e sono analizzati i 3 casi: pandemia, guerra Russia che Ucraina e 7 ottobre, e lo analizzerà con le categorie della geopolitica un generale in servizio, e questo è un generale che pensa, che è stato riconosciuto dai francesi. C'è un libro del Ministero della Difesa francese, La guerra interpretata da quelli che la fanno, e apre un saggio di Ristuccia, che allora era generale di brigata, e i francesi ci hanno fatto aprire con Ristuccia l'opera, e quindi vuol dire che è stato riconosciuto, ecco, come pensatore. Professore, noi ci vediamo tra un mesetto come sempre, e adesso andiamo in pubblicità e poi la seconda parte con un argomento completamente diverso. Ce la farò. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia di Claudio Pregara, che è il presidente della Società Triestina Canottieri Adria, 1877, quindi sono... Non siamo prossimi, siamo prossimi che... ai 150 ecco, anni. No, 148 allora. Sì, dai, ho fatto nel 27 saremo. Il calcolo non era così difficile. Con il presidente Pregara parleremo intanto della società, ma anche di 2 iniziative che hanno a che fare. La prima sono delle attività con i disabili, a favore dei disabili intellettivi. La seconda invece è un progetto che si chiama Remare in Libertà, e questo è un progetto in collaborazione con i servizi della giustizia minorile. Allora, intanto racconteremo un po' com'è la dinamica. Allora facciamo un rapidissimo excursus sulla società, che appunto nasce 148 Il nome stesso anni fa. Ci dice da quanti anni siamo presenti. Ecco, i soci fondatori sono stati dei commercianti provenienti da Amburgo, e potete immaginare che a fine 800 chi poteva permettersi il lusso di remare per divertimento o per sport, no? Ecco, quindi evidentemente, e a quell'epoca chi ne aveva la possibilità si creava la propria società. Certo, no? sì. Ecco, no? E quindi i commercianti erano presenti, la società, insomma, questi potevano permetterselo, e quindi è stata fondata. Si chiama Adria perché era il nome del locale dove 2 società diverse, no, si sono unite e hanno fatto questo statuto, che è presente in via La Marmora, che è la vostra che è la nostra, eccolo.
All'inizio la sede era galleggiante, come altre consorelle, eccolo, poi col tempo queste si sono deteriorate, no? L'autorità o chi era nel 54, ecco, è stato costruito il pontile che ancora adesso ci alloggia e siamo 3 società, 4 anzi, devo dire, c'è un condominio, Pontile Istria, che se conoscete, insomma, eccolo. Il Pontile Istria ha 3 società di canottaggio, l'ultima società velica. Ti vestire la vela, no? Sì, perfetto, ed è un condominio che, devo dire, va molto d'accordo. Ma Via la Marmora però è distante, come Via la Marmora non è in... Dov'è Via la Marmora, tra l'altro? Sa che non lo so. Conosco le vie di Viso, ma non di cosa. Che sia dalle parti di Via Cumano, se non mi sbaglio. Sì, vabbè. Quindi la società... Sì, là vicino alla fiera. Sì, dove c'è l'archivio di Stato, eccolo. Sì, di fatto. Eccola. Vero. La società quindi da quegli anni è sempre stata attiva. Sì, non abbiamo mai smesso. No? Il canottaggio è una cosa, devo dire, particolare, anche per me, per lei, per tutti, no? Perché se facciamo un po' di mente locale, io dico che è uno sport unico, ma effettivamente lo è. Perché? Perché abbiamo contemporaneamente l'utilizzo di 2 o 3 attrezzi. E come si procede? Si procede all'indietro. È vero, sì. È sull'acqua, che non è stabile, no? Allora, come ha detto il professor prima, no? Quando ci siamo incontrati all'uscita, hanno detto: io andavo a correre a Barcola, vedevo queste barche la mattina, gli allenatori col megafono, dicevo: guarda, non sono l'unico stupido che corre la mattina, c'è ancora qualcuno che fa così, no? Eccolo. E quando si passeggia a Barcola, indubbiamente i canottieri si vedono, si passeggia sulle rive, no? Molle Audaci, i canottieri passano, no? Eccolo. E quando il canottiere ha tecnica, no? Quando ha assorbito la tecnica esatta, uno lo guarda, è sempre la cosa più facile del mondo. E invece quando uno va su una barchetta che è più stretta del suo sedere, sì, no, è così perché gli schifi, le barche singole sono strettissime, uno non sta dentro la barca, sta sopra, no? Ecco, quindi c'è la barca, ci sono i 2 remi e c'è l'equilibrio, no? E quindi il corpo deve essere perfettamente equilibrato. È una perfezione, diciamo così. Sì, che si acquisisce non in poco tempo, no? Con concentrazione, cosa, no? E tanti amici, conoscenti o cosa, usano il canottaggio come momento del sé, no? Perché uno deve essere concentrato, deve anche guardare ogni tanto dove va, perché indubbiamente andare sempre indietro, ecco, e effettivamente la pratica di questo, fatta anche gentilmente, no? Quindi senza rovina fisica, fa dimenticare preoccupazioni, cose, stress. Io capisco, io lo dico spesso, quando io riuscivo, perché poi dopo quando io riuscivo a prendermi del tempo per andare a correre o per andare in mountain bike in Carso, perché il mountain bike si va in Carso, non per i sentieri, per forza, sarebbe troppo facile, no? Appunto. Però io dico sempre che alcuni capitoli della mia tesi di laurea li ho, virgolette, scritti correndo o andando in mountain bike, perché ti riesci non ad isolare, perché comunque devi stare attento, ma ti concentri su determinate cose e produci, anche se appunto nel caso del canottaggio la concentrazione è ancora più evidente, perché è più ovvia addirittura. Però arrivi a quel momento di astrazione che ti consente di pensare meglio alle cose. Noi facciamo progetti, restauriamo case, risolviamo problemi quando si fanno le uscite in barca multipla, no? Perché ognuno è portatore sano di qualche esperienza, di qualche conoscenza, no? E lì è il momento è un mio amico, perfetto, tra l'altro, no? E anche questo giova sottolineare anche questo aspetto di questa disciplina. Un mio amico ha incominciato a fare canottaggio dopo finita la scuola, perché qualcuno magari può pensare che uno sport si intraprende in periodo scolastico per tutta una serie di ragioni, eccetera.
di formazione fisica, di tante cose. No? Questo mio amico credo che sicuramente potrei dire addirittura dopo la laurea, ma su questo non sono sicuro, ma sicuramente dopo essere uscito da scuola ha incominciato a fare canottaggio, quindi l'avrà fatto. Probabilmente lo farà ancora adesso. Adesso va anche sott'acqua, adesso è diventata una roba insostenibile da seguire, cioè non si capisce dove va, però voglio dire, per dire che non è appunto uno sport che non è banale. Sì, non è banale. Io perché ho fatto questa premessa di difficoltà o cosa? Perché se è complicato, diciamo, tra virgolette, no? per noi portatori sani di normalità, diventa, potete immaginare tutti, diventa molto più complicato con i ragazzi di cui noi ci occupiamo. Questo progetto quando nasce, Presidente? Allora, questo progetto nasce abbastanza tempo fa, è stato stimolato dalla Federazione Italiana Canottaggio e nasce 19 anni fa. No? La federazione propone alle società italiane chi è in grado di occuparsi di queste figure, di queste persone, ragazzi, no? Con questo tipo di disabilità o di problemi relazionali e cognitivi, dir si voglia. No? E diciamo qua, nella nostra zona, la Canottieri Adria, con all'epoca il presidente avvocato Terrano. Ma ci aveva raccontato una roba di questo genere. Terrano? Sì. È ben sicuro, perché adesso è l'attuale presidente di Panathlon e lui si fregia di essere stato iniziatore di questo, anche perché a tutt'oggi siamo gli unici nel Triveneto. E lui ci raccontava anche, proprio per far capire come sono cambiate le cose, anche delle difficoltà iniziali. Allora immaginiamo 20 anni fa, no? Prendere un ragazzo autistico, una persona down, no? E metterla in mezzo agli altri atleti. Con tutta la più buona volontà era veramente complicato. Ecco. Però noi devo dire che con la abnegazione dell'ancora attuale allenatrice che ha iniziato a questo prossimo anno, festeggiamo i 20 anni, per cui magari faremo... No? Eccolo, perché essendo anche un po' unici, pur la nostra società non è, insomma, è una piccola società, no? Eccolo, questa persona è Luciana Sardo, no? Allenatrice di secondo livello oltretutto, no? Quindi non banale, ha accettato questa cosa con passione e la sta portando avanti tuttora. Noi abbiamo anche un'intervista, no? Se non mi sbaglio, che possiamo far vedere proprio con Luciana Sardo. Sì, perché noi abbiamo fatto le premiazioni dell'attività annuale, anzi devo ringraziare perché abbiamo fatto in sala a Luttazzi e ho scoperto che il comune nostro offre alle società cose anche a livello gratuito, dando i servizi, quindi grazie anche al comune meno male, e abbiamo fatto là la premiazione di tutte le attività. E sarebbe simpatico vedere l'intervista, no? Facciamo partire dalla regia questo contributo, ed è proprio l'allenatrice, insomma, quella che si occupa di seguire. Si vedranno anche qualche immagine dei ragazzi o cose, insomma. Vediamo allora se dalla regia sono pronti. L'Adria, che è l'unica nel Friuli Venezia Giulia che ospita Special Olympics, siamo quasi alla soglia dei 20 anni di attività e io sono l'allenatrice da sempre. Con i nostri ragazzi l'obiettivo non può essere solamente la gara e arrivare primi. C'è molto altro che i ragazzi devono poter imparare. L'anno scorso abbiamo vinto diverse gare e le abbiamo vinte perché l'obiettivo è vogare bene, non è la medaglia in sé. Abbiamo tolto l'ansia, poi certo che siamo contenti se arriviamo primi. Abbiamo diversificato e proposto delle cose che aiutano in toto il ragazzo, cioè tutto il suo stare e vivere il canottaggio. La vasca voga permette di non avere l'ansia e la paura del mare. Andiamo in trasferta, andiamo a San Miniato, facciamo la gara, andiamo a San Giorgio, facciamo la gara. Qua a Trieste abbiamo fatto la prima gara e abbiamo vinto, abbiamo fatto la seconda gara, abbiamo vinto, e dico non può essere 3 su 3, non sarà.
Abbiamo fatto la terza gara ed è stata come la prima, come la seconda. Quella giornata lì è stata molto emozionante. Al là del vincere, giocavano bene, andavano a tempo. I ragazzi sono andati veramente tranquilli ed è questo l'obiettivo più grande. Momenti bellissimi di divertimento, di stare assieme in maniera piacevole e soprattutto molto molto positiva. È una cosa molto bella, fa molto piacere. Sono tenere queste parole quando dice vogavano bene, che sì, significa sì. proprio sì, perché questo movimento complesso, anche, sì. no? Complesso, perché ripeto, quello che dicevo prima, uno vede e dice questa eleganza del movimento, no? Dice che ci vuole? No, non è... E poi uno in mezzo al mare, galleggia, no? C'è il sedere che va da una parte, va quella, insomma, non è così. E per questi ragazzi questo tipo di cose aumenta l'autostima, aumenta l'autonomia, dà un sacco di energia, cosa che poi ricade sull'attività domestica. Per entrare a far parte, insomma, diciamo così, la famiglia si rivolge eventualmente a voi, chiede, insomma, perché ormai insomma, il passaparola siamo solo noi. Insomma, Trieste ha un'ampia realtà per la disabilità, no? Ecco, però canottaggio per questo tipo di problemi lo facciamo solo noi. L'altro progetto invece? L'altro progetto si tratta di promosso da Sport e Salute a livello nazionale, si chiamava Remare in Libertà ed era rivolto a ragazzi, no? Che hanno avuto difficoltà con la giustizia. No? Insomma, reati minori, insomma, queste cose qua, ecco, no? Hanno proposto, no, nel 23 alle varie società. E questo è più recente? Come... Sì, questo è stato durava un anno, un poco più, insomma, ecco. Ha stanziato un sacco di soldi, non era l'unico progetto promosso, ecco, però diciamo che su questo devo dire che, insomma, in Friuli Venezia Giulia siamo 14 società di canottaggio. Noi avevamo già il nostro da fare e come gli altri abbiamo detto, cioè, siamo stati zitti, ecco. A un certo punto la federazione, sapendo di questa nostra cosa degli special, fanno un ragionamento, no? Dicono voi avete una sensibilità diversa, voi fate questo, voi fate quell'altro, e ha iniziato a chiamare, insomma hanno anche un po' insistito ed è stata la fortuna mia di trovare collaborazione in uno dei nostri allenatori, il signor Stefano Lopresti, il quale di buon grado ha detto me ne occupo io, no? Una volta, perché alla fine queste cose sono appese a una persona. Sì, certo, la società supporta, propone, però fa, certo, dà i mezzi, lo spazio, quello che si può, l'organizzazione, no? Però se non c'è una persona di riferimento, se non c'è cosa, è impossibile. E quindi con Stefano di buon grado abbiamo iniziato e devo dire che abbiamo avuto anche il nostro successo, insomma, perché i ragazzi, chiaro, avevano qualche problema, certamente quando, insomma, poco sportivi, alcuni, altri meglio, insomma, però alla fine c'è stato anche un confronto nazionale che abbiamo fatto, anzi 2 volte, no? E una volta a Varese, sul lago di Varese, un'altra volta a Torino, e con risultati anche buoni, insomma, devo dire. Quindi si sono difesi perché il progetto era a livello nazionale e quindi questo, Presidente, è un progetto che rimane? E purtroppo è finito. Ho capito. È finito perché sono finiti i soldi. Però devo dire che in questi giorni insomma, presenteremo richiesta, se il Comune ce lo concede, rifinanziare per quanto possibile. Io ho fatto anche un accordo con i servizi di giustizia minorile, adesso mi ricordo esattamente, sì. No, ecco, ho firmato un semplice protocollo di disponibilità per chi volesse far questo, perché insomma lo sport alla fine, come si dice, toglie dalla strada, no? Certo, Eccolo. certo. E poi per dire, alcuni di questi ragazzi, uno in particolare, è stato anche nostro collaboratore con i centri estivi, con varie attività, non so, semplicemente aiutare i soci a portare le barche a mare, ecco, perché ricordo
La complicazione del canottaggio è prendere la barca dalla sala, metterla in acqua, riporla, non deve essere roba da poco, scendere, ecco, no? Montare in barca e scendere, questa è la complicazione. Quindi uno può vogare fino a 99 anni, 100, fin tanto che riesce a scendere in autonomia. Mi tolgo una curiosità, l'imbarcazione è di proprietà della società. Anche, delle volte mi vengono delle domande, ma anche il remo, tutto, tutto. Non è necessario che uno senta più suo uno strumento rispetto ad altri? No, non è quello il... Come sempre ci sono delle preferenze, perché la barca nuova fa gola, quella un po' più scassata, no? Però se uno sa remare, anche con un cattorcio arriva, no? Ecco, questo voglio dire. Avrà un po' meno soddisfazione, però insomma, ecco, la soddisfazione è altro. Io dico sempre, immaginate arrivare a Barcola nel periodo giusto, quando l'aria fresca scende dal costone carsico, si vedono le Alpi in fondo, magari innevate in un'alba tranquilla, e uno sente in mezzo al mare l'odore del bosco. Ah, vabbè. Voglio dire, trovatemi un'altra cosa che sia così appagante, voglio dire. E poi anche per tutta una serie di cose che è anche facilmente intuibile, come posso dire, fai una cosa della tua città. Cioè, Trieste è stata fondatrice, ha partecipato come elemento fondatore della Federazione Internazionale Canottaggio, della FISA, di cui abbiamo fatto i 130 anni qualche anno fa, li abbiamo festeggiati. Qui intanto abbiamo ancora immagini che si riferiscono agli special, no? Se non mi sbaglio. È perché quest'anno sono 10 anni che a Trieste, in collaborazione col comitato regionale, l'Adria, no, organizza una gara a livello nazionale per questi che sono special rowing, no? Ecco, al contrario del para rowing, perché delle volte ci si confonde. Insomma, il para rowing è deficit fisico, qua è quell'altro tipo, no? Senta, abbiamo ancora giusto un attimo di tempo per adesso è un periodo di grande lavoro per le società e per... Allora, abbiamo partecipato ai giochi nazionali a Bagnoli, ex sede dell'Ilva, quindi Bagnoli, bisogna sottolinearlo qua a Trieste, ha ragione. Eccolo, e siamo stati a fare una gara a San Miniato, dove c'è un'altra realtà come la nostra che se ne occupa, e poi riprenderemo a settembre con la gara nostra per il 10° anno, e poi successivamente ancora a San Miniato e poi Torino. Vogliamo ancora aggiungere una cosa, non solo canottaggio con i nostri, ma in collaborazione col Circolo Somozzatori, li abbiamo fatti anche andare sott'acqua, avete visto? C'erano delle immagini che magari qualcuno sa cosa. E poi cerchiamo anche di fare un ritiro invernale e uno estivo. Prima della gara portiamo una barca sul lago di Cavazzo, che è una meraviglia. Per questo l'allenatrice era così soddisfatta, ha detto, primo vinto, secondo vinto, perché? Perché si sono fatti 5 giorni full immerso sul lago di Cavazzo, che è un piatto, no? E poi tutta questa attività la facciamo anche in collaborazione con altre società, perché noi per avere il mare liscio andiamo alla Canottieri Timavo. Capito. E per la vasca voga che avete visto in quell'immagine alla Canottieri Pulino. Quindi anche bello questo. Sì, ecco. Laddove per chiudere, perché siamo veramente, ci abbiamo verso chiudere. Io andrei avanti, perché c'è l'entusiasmo per questa cosa. Magari torniamo anche... No, invece chi volesse conoscere tutte le attività della società triestina Canottieriale viene in sede e scambia qualche parola. Segui i nostri social. Ci sono dei soci molto attivi su questo, eccolo, e quindi insomma una banale mail e noi rispondiamo sempre, eccolo. Poi sul sito nostro trovate anche il mio numero, la mia bella faccia, quindi sono a disposizione, insomma. Non si sfugge, per dire. No, assolutamente. Allora io ringrazio grazie a voi che mi avete sopportato. Auguro buon lavoro a Claudio Pregare, magari ci diamo un appuntamento più avanti anche con... non mi ricordo il nome, Luciana? Con la Luciana, sì, magari anche con l'altro collaboratore per Remare in Libertà, vediamo se il comune... insomma, dai. E per ultimo ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia che finanzia l'attività per i disabili. E
con quei mezzi noi riusciamo a fare tutte queste cose. Tutte queste cose. Sì, non bisogna dimenticare. No, Ecco. Noi ci vediamo invece domani, come sempre alle 17:55, e domani è la giornata in cui si parla di teatro e di spettacoli. Arrivederci, buona serata e grazie ancora a Pregare. Prego, grazie a voi, buona serata a tutti.